Va ora in onda La legge del gol. E buonasera cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata della legge del gol. Qui come sempre il buon Roby Di Franco. Buonasera a tutti. Il buon Fede Pontillo. Buonasera a tutti. E il buon Marco Minerva. Buonasera a tutti. Ecco, rieccoci, siamo stati un pochino assenti dallo studio, abbiamo fatto quasi un mese e mezzo di assenza dallo studio quasi, e c'era proprio mancata l'atmosfera dello studio, soprattutto le piante anche, che quel verde che vediamo poco nella nostra Milano, però vabbè, oggi è una puntata un po' particolare, è una puntata molto particolare, è una puntata molto particolare perché oggi... per quanto riguarda quest'estate è l'ultima puntata, poi in teoria dovremmo ritornare da settembre, mi dicono dalla regia, quindi questo è sicuramente un'ottima notizia. Per quanto riguarda l'estate è l'ultima puntata, quindi ci rivedremo più in là, quindi non è un addio ma è un arrivederci, perché ci rivedrete presto. Però questa è l'ultima puntata, ci rivedremo a settembre 2023, signori. Comunque adesso parliamo subito di gossip, perché alla fine gossip in parte è quello di cui discuteremo, ma parliamo anche di fatti, di nuovi arrivi nei nostri vari club, commentiamo un pochino la situazione del calcio mercato. Allora, io partirei dal Milan. Il Milan, sappiamo che l'abbiamo fottuto, tra virgolette, Thuram, ecco, che vabbè, adesso c'entra anche con l'Inter, però è un punto di domanda secondo me Thuram, perché guardando le statistiche sicuramente, vabbè, non stiamo parlando di un giocatore che può giocare titolare, non lo so, ancora, perché comunque nella Bundes 12 gol ha fatto in tutte le competizioni, tra l'altro, se non erro, non tutti in campionato, ne ha fatti 10 in campionato e tot assist. Sicuramente non è un bomber, però può essere buono. È un punto di domanda secondo me Thuram. Poi ogni volta che si fanno ste mosse, Federico, non so perché ho questa sensazione che lo prendiamo sempre in quel posto, generalmente, perché si fanno i fighi, l'Inter, i titoloni di giornale hanno fregato il giocatore al Milan, e poi e i fratelli rossoneri qua a fianco sono lì col ghigno che dicono ve lo avevo detto, no? Così, no? Beh, bravi, prendetevelo voi, no? Perché io mi vedo già questi scenari. Ma un'altra domanda, adesso mettiamo un po' di carne al fuoco. Thuram, dite un attimo la vostra, dite anche la vostra, cari radioascoltatori che ci state seguendo, ma un altro punto che volevo assolutamente toccare, ma lo tocchiamo dopo, è Lukaku, che bisogna un attimo toccarlo. Thuram, secondo voi, ma voi milanisti, partiamo da loro, ma voi milanisti siete contenti in parte che non è arrivato, o non vi cambia un Kaiser, per non usare un francese? No, beh, allora, diciamo che secondo me invece l'Inter ha fatto un bell'acquisto, più che altro perché arriva a zero. Quindi comunque, male che vada, perdi i soldi dell'ingaggio, che comunque quello li perdi comunque con qualsiasi giocatore, non spendi per il cartellino. L'unico dubbio, come hai detto giustamente te, Teo, è che ha già 20, cioè già ha 26 anni e non è un bomber di razza che ti fa tanti gol in campionato, tanti assist. Però secondo me nell'attacco dell'Inter ci può stare benissimo, come sarebbe potuto stare benissimo nell'attacco del Milan. Poi dirti se farà bene o male, questo non lo possiamo sapere, come quando ci avete rubato con Dogbia. Lì adesso noi vi prendiamo in giro col senno di poi, però in quel momento lì non potevamo sapere che sarebbe andata a finire così. Quindi secondo me alla fine l'Inter ha fatto un bel acquisto con Thuram. No, ma che poi su quello è un punto di domanda, assolutamente. Secondo me come sostituto, cioè della serie, come il sostituto di Correa, però vabbè, sapremo già che vedremo un Thuram Correa in campo purtroppo, a meno che ci saranno altro tipo di rivoluzioni, ma non penso per quanto riguarda quel giocatore. Però come sostituto, cioè se ci dovesse essere un attacco di titolari, Lukaku o un altro big forte in attacco e Lautaro, è buono. Secondo me titolare e affidarsi esclusivamente a lui, cioè mi aspetto che in attacco fai un colpo di un big, cioè o prendi Lukaku o ne prendi un altro. Allora, io sono d'accordo anche con Marco, perché comunque è un rischio, sì, perché magari è un giovane,
però comunque è un giocatore che ha fatto bene in Germania, che arriva all'Inter, sicuramente per il momento è un ottimo colpo perché non è che è andato via un titolare, Lautaro non è andato via, Lukaku dovrebbe tornare, quindi se l'attacco dovesse essere Lukaku, Lautaro e questo comunque Thuram, anche se è un giovane ma una riserva, altro che Correa, cioè voglio dire, mi sembra anche un po' fare un passo in avanti. Poi è vero, se poi a luglio o più avanti vedremo Lautaro andare via rimpiazzato da nessuno, da un giocatore di mezza fascia, adesso non è una gufata, perché allora ovvio si riparlerà di un'altra cosa. Al momento penso sia un buon colpo per l'Inter, anche perché completa un reparto. Poi ovvio bisognerà vedere se rientrerà Lukaku, se prenderanno un altro, però per adesso alle cose come stanno adesso penso sia un buon colpo. Poi vedremo, ovviamente magari andrà a finire come Sensi, che l'ha rubato al Milan e si è fatto sempre male, non ha mai giocato, come con Dogbia, come magari farà bene in realtà e ci Però a me mangeremo noi le Sensi mani. piace, a me Sensi È un piace, buon a parte che giocatore, si è solo spacca, sfortunato, quello però è buono, è sfortunato fisicamente, però non è un ottimo giocatore. Entra Sensi. Sì. No, beh, secondo me il fatto di averlo preso a 0 è tanta roba, perché come ha detto Marco comunque non hai speso nulla a parte l'ingaggio, però al di là di quello vabbè. Quest'anno ha fatto pochi gol perché comunque si è fatto male già prima dell'inizio della stagione, infatti l'anno scorso già era predestinato a venire a Milano, poi si è fatto male, è stato fuori tanto, e quindi diciamo che gli do anche questo alibi, ecco, che non ha fatto tanti gol per l'infortunio. Diciamo che forse è stato preso per sostituire Dzeko, perché rimane sempre il posto libero del bomber di razza, quindi come sostituto di Dzeko, per le caratteristiche fisiche, soprattutto per il calcio italiano, secondo me può far bene, perché è un giocatore stile Lukaku, cioè grosso, veloce, che comunque può far male alle difese avversarie. Ovvio che è comunque un rischio, è una scommessa, dovrei vedere poi come gioca, però il rischio e la scommessa lo fai in Italia dico, lo fai secondo me sull'80% degli acquisti che fai, perché a meno che non prendi un campione già affermato, e in Italia purtroppo adesso non lo fa quasi nessuno perché nessuno ha i soldi per poterlo fare, è una cosa normale, penso. Ma su questo assolutamente. Poi altri giocatori che volevo analizzare è Romero. Romero della Lazio. Cioè, è stato molto pompato dai giornali, perché io ho letto molti articoli di giornali che dicevano di Romero comunque un buonissimo talento, un ragazzo che può emergere. Vi dico la verità, su Romero io non è che l'ho visto, però secondo voi è un buon acquisto? Parlo a voi che siete quelli in causa. Ti dico la verità, non l'ho mai visto giocare. Esatto. Cioè, questo è il problema. La Lazio non l'ha mai giocato. È una quindi... cosa penso fatta in prospettiva, sperando un'alternativa, sperando che possa far bene, possa magari esplodere nel Milan, penso, non lo so. Sì, allora diciamo che lui è molto precoce perché ha esordito in Liga, se ricordo bene, quando aveva 15 anni addirittura, ed è entrato, ha fatto subito bene perché ha segnato subito, infatti lo chiamavano, visto che è argentino, il nuovo Messi, tutte queste cose, tutti questi paragoni qua che ovviamente non stanno né in cielo né in terra, però li hanno fatti, ed è per quello che si parla così tanto di lui. Poi dalla Liga è arrivato in Serie A alla Lazio, ma non ha mai giocato sostanzialmente. Il Milan infatti lo prende a parametro zero, quindi anche qua vale lo stesso discorso di Thuram. Thuram ovviamente ha dimostrato molto di più perché comunque ha 6-7 anni in più, se non sbaglio. Questo ragazzo qua non ha dimostrato niente, arriva a zero, quindi Poi giocava titolare comunque in qualche modo, quindi Thuram sì, Sì, certo, sì. lui è proprio tutto da scoprire, però arrivando a zero diciamo che anche se sbagli un acquisto del genere non è poi una cosa così grave, a differenza di quando magari vai a sbagliare un acquisto come De Ketelaere, che hai tirato fuori 35 milioni di euro. Ma secondo voi De Ketelaere è stato molto criticato anche per le prestazioni che ha fatto con il Belgio, no? Con la sua nazionale? Poi vabbè, i giornalisti ci vanno, da una parte dico giustamente, da una parte, perché ci sta a criticare un giocatore che sicuramente è stato molto sopravvalutato, però l'errore lì è stato fatto sempre dagli stessi giornalisti, perché io mi ricordo che quando De Ketelaere è arrivato al Milan, erano partiti molti giornalisti con i paragoni dicendo il nuovo Kakà, insomma paragoni veramente assurdi, e sembrava che al Milan fosse arrivato il nuovo fenomeno, quindi io qua do la colpa al giornalismo, cioè ai loro colleghi, anzi forse
quelli che lo martellano, lo stanno massacrando di più, sono proprio quelli stessi che lo hanno elogiato appena arrivato, per fare probabilmente qualche lettura in più e per creare un po' di hype attorno alla figura del giocatore. Però, parlando dati alla mano, effettivamente in un anno di Milan non ha fatto niente, non ha fatto assolutamente niente, e comunque le possibilità ce le ha avute. Con la nazionale ha fatto per esempio lì delle belle giocate, tante belle giocate, però alla fine non ha concluso niente. Si è mangiato un gol dove è stato aspramente criticato, però non ha fatto poco e niente in un modo o nell'altro. Quindi decatelare anche lì è un punto di domanda. Il problema è che quando prendi un giocatore a tot soldi, c'è un po' il caso di Correa, scusatemi, che noi l'abbiamo pagato una bella cifra. Decatelare quanto l'avevate pagato? 35. no? 35 milioni. Noi mi pare che Correa l'abbiamo pagato sui 40, no? No, mi 30 sembra forse. 30, sì. 30? Dilazionato, mi sembra sui 30, sì. Sui 3, vabbè, comunque meglio ancora, sulla stessa cifra. Però Correa io adesso voglio vedere fra un anno, non quest'anno, l'anno prossimo ancora, o tra 2 anni, se riusciremo a piazzarlo. Se fa le stesse se gioca come ha giocato nelle ultime 2 stagioni, voglio vedere a quanto riusciamo a piazzarlo. Cioè, per me non riusciamo a piazzarlo. Cioè, sicuramente andiamo in perdita, questo poco ma sicuro. Ma un giocatore così che ti fa altre 2 stagioni, come le ha fatte, cioè fa 4 stagioni, quindi di fila così, quanto lo puoi vendere? No, lo 10 svincoli. milioni? No, lo svincoli. Cioè, rimane svincolato e basta. sei costretto per forza a svincolarlo, quindi sta un pochino l'errore. Adesso non voglio fare Posso dire una cosa su De Ketelaere? Perché vado controcorrente invece a quello che stai dicendo tu. E questa è la storia come del Napoli. Esatto. Però ho avuto ragione. Però ho avuto ragione. No, allora, Quindi attenzione. non è che voglio dire che è il nuovo Cacà. Cacà. È un nuovo Cacà. Fa cagà. No. Non voglio dire che fa cacà. No, adesso, a parte gli scherzi, allora, hai ragione tu che è stato troppo pompato dai giornalisti. Poi, seconda cosa, secondo me non ha avuto tutte le occasioni che tanti dicono, perché comunque io, per quello che mi ricordo, non ha giocato più di tanto sì, poi magari uno si aspetta, cioè, se ti aspetti che metti dentro un giocatore, magari per 35 milioni ti aspetti che metti dentro un giocatore e ti fa subito il gol o la giocata e vinci, e allora dici il nuovo Messi, cioè, per dire. Almeno 4 assist. Vabbè, quello però che dico io è che tanti tra giornalisti e tifosi del Milan si aspettavano un De Ketelaere che segnasse a valanga, però lui è un centrocampista. Quindi, sì, adesso tanti centrocampisti sono dimessi, praticamente sono attaccanti perché fanno tanti gol, però il ruolo suo è un centrocampista. Io, per le poche volte che l'ho visto giocare, non è un fenomeno, ma non mi sembra neanche da buttare. Cioè, ti faccio un paragone, in prospettiva, se devo mettere Correa davanti e lui a centrocampo, preferisco mettere lui, perché il suo lo fa e ci prova a farlo, a differenza dell'altro che invece dovrebbe essere un bomber di razza, dovrebbe segnare. E poi sì, 35 milioni sono tanti. E poi però voglio ricordare anche che Tonali, il primo anno al Milan, ha fatto schifo. Cioè, proprio schifo. Non come magari De Ketelaere, però ha fatto schifo. L'anno dopo è cambiato da così a così e si è preso in mano il Milan, e quest'anno ha rifatto la stessa cosa l'anno scorso, si è ripreso in mano il Milan facendo anche meglio, andando a migliorare. Quindi io aspetterei un altro anno, e soprattutto, cioè, non mi baserei su De Ketelaere segna, De Ketelaere non segna, ma io lo faccio giocare e il suo ruolo è quello e deve fare quello, punto. No, ma scusa Roby, poi ti lascio la parola. Io sono in parte d'accordo con te, perché volevo dire 2 cose. Una, secondo me Pioli non gli ha dato la continuità che gli doveva dare, nel senso, lo metteva titolare una partita, non faceva bene, 2 partite in panchina, titolare 2 partite in panchina, e così un ragazzo non lo valorizzi, secondo me. E la seconda cosa che volevo dire, se ce lo ricordiamo bene, io me lo ricordo perché seguo il Milan attentamente, lui le prime partite che aveva fatto al Milan aveva fatto bene, Esatto. perché mi ricordo la partita in casa col Bologna, che se non sbaglio era la seconda di campionato, lui aveva fatto una grande partita quella volta lì, con l'assist decisivo a Leao, che abbiamo vinto 1-0, qualche giocata buona. Poi da lì c'è stato un blackout e ha fatto male tutta la stagione, perché c'è da dirlo che ha fatto male. Però secondo me io gli darei fiducia un altro anno. Poi se anche quest'anno ripete le stesse prestazioni, c'è però poco da fiducia fare. con continuità, perché c'hai ragione tu. Cioè, io guardo Lukaku, l'esempio di Lukaku, no? Si è fatto male, è ritornato, non è ritornato al meglio,
va bene, però dopo, da quando ha iniziato ad avere la continuità in campionato parlo, perché in campionato da un certo punto, visto che andava avanti in Champions e in Coppa Italia, continuava a giocare sempre lui, con Correa o Lautaro, però giocava lui. Gli ha dato continuità, ragazzi. Lukaku, adesso uno mi dirà ma cosa stai dicendo? Secondo me è T'ha fatto tornato... vincere al fantacalcio. Vabbè, al di là diciamo di le quello, cose come sta. mi dovete i soldi tra l'altro. A parte quello, no, è tornato quello di 4, cioè di 2 anni fa, nel senso che ogni partita continuava a segnare. Cosa mi guardi con questo sguardo? No, ti sta non guardando. me ne Roberto. frega un cacchio, mi li dai punto e stop, sennò prendi le botte. Però al di là di questo, Io non ti do niente. sì, È merita. come Lo la dico, Juve, è lo come la diciamo- Juve è qua, come la col Juve, fantacalcio è ragazzi. come la Juve. detto da uno che vabbè, no, guarda, non te lo so neanche a dire, va bene Vabbè, così. stiamo No, adesso dicendo stavo finendo il seriamente, discorso, sì. fai il serio, dai. È tornato il Lukaku di 2 anni fa, nel senso che lui ogni partita segnava. Ogni partita segnava. Da quando ha iniziato a segnare, ogni partita che Lukaku veniva messo in campo, togline 1 o 2, Lukaku segnava. Lukaku ha finito la stagione a 12 gol, 13 gol su non so quante su metà stagione non giocata, più altre 5-6 partite in cui non veniva messo, e le prime 4-5 partite in cui faceva male. Questo è vero, l'ho ammesso io, il primo con la Fiorentina, col Mozze, ma poi è iniziata una carrellata di gol, quindi uno non lo vede come Lukaku di anni fa perché non hai vinto lo scudetto, perché non giocavi o comunque non vincevi tutte le partite sempre, questo ok, però a livello realizzativo non si può dire nulla, perché 2 anni fa segnava, e lui da quando è tornato a fare gol, quindi se non mi sbaglio era con l'Udinese forse, ha fatto praticamente quasi tutte le partite finali a segnare, quindi a livello realizzativo non si può dire nulla. Ovvio che non avevi Conte in panchina, non vincevi tutte le partite ed eri quarto con un Napoli, quarto, terzo, secondo, quello che era, con un Napoli che ormai aveva vinto lo scudetto, e quindi è normale che nessuno vede l'Inter di 2 anni fa, è una cosa normalissima, come magari Giroud ti ha fatto metà stagione bene, però cosa ha fatto Giroud? Ha fatto la prima parte della stagione fatta bene, a differenza dell'anno scorso che ha fatto la seconda, e uno magari dice non ha fatto come l'anno scorso, però certo, perché l'anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto, però se tu guardi a livello realizzativo, gol più, gol meno, è simile. No, su Lukaku solamente una cosa, io ho capito quello che vuoi dire e hai fatto l'esempio perfetto, cioè sul discorso che se non fai giocare un uomo come per esempio Lukaku, come De Ketelaere o De Ketelaere, come cavolo si chiama, cioè sempre questa ambiguità su come le pronunce dei giocatori, anche qui, vabbè. E al di là di questo, però io concordo con te che sicuramente non puoi vedere il potenziale, però in verità secondo me il problema è proprio questo, per quanto riguarda Lukaku. Dico che quest'anno, tra che è stato fuori, tra che non gli è stato dato tantissimo spazio, perché non gli è stato dato tanto spazio, perché io fossi stato, stavo dicendo Conte, Inzaghi, magari, se fossi stato Inzaghi avrei osato di più, cioè stiamo parlando, non parlo di finali di Champions, o sto parlando di partite contro squadrette, perché anche lì poteva metterlo e a volte non l'ha messo, no? E non ho mai capito perché non ha voluto osare. Non ha voluto osare. E secondo me doveva osare anche per capire quest'anno se doveva essere riconfermato o meno. Perché secondo me è un sì da riconfermare Lukaku. Però non è un sì al 100% il mio. Cioè che dico, sì cavolo, dobbiamo prenderlo assolutamente Lukaku. Cioè se si trova qualcosa di meglio, è un altro nome forte così, non lo so, adesso non so che altri nomi si possono, però non è una cosa così certa. Se stavamo parlando del Lukaku che aveva fatto una stagione come aveva fatto precedentemente, prima di andare via dall'Inter, andare al Chelsea, non c'erano dubbi, ma 100 milioni di volte ovviamente. Però quest'anno l'errore di Inzaghi è stato questo, cioè il fatto di non aver osato a metterlo più volte per capire bene cosa fare l'anno prossimo, perché adesso secondo me è un sì, però c'è un punto di domanda ed è un peccato. Ed è un peccato se lo riprendi e poi non ha l'infortunio come ce l'ha avuto quest'anno e poi non ti fa più quello che ha fatto, ti fa magari 7-8 gol a stagione che per la carità sputali via, però un giocatore come lui non si può aspettare una stagione come faceva Dzeko, ok? Ci si aspetta molto di più, uno. 2, se non lo prendi e poi si conferma essere che è ritornato in carreggiata, ti girano ancora di più le palle. Il problema è questo, secondo me, sul caso Lukaku. Io su Lukaku aggiungo solo, sono d'accordo con te, però ti faccio una domanda: secondo te
allo stato attuale delle cose, con il mercato che c'è adesso, con Lukaku che comunque quest'anno non è mai entrato in condizione, hai un giocatore che comunque 2 anni fa ha fatto quello che ha fatto e magari se entra in condizione torna a quello che è, riesci a strapparlo magari a qualcosa anche meno al Chelsea, trovi di meglio alle cifre che magari lo riusciresti a prendere dal Chelsea, secondo me un giocatore migliore lo paghi molto di più. No, È ma quello il infatti, no, fatto. ma su questo va bene, ma infatti io punterei a spendere un attimo di più a fare un investimento allora come sì. si deve, no? Che se non lo si vuole fare al centrocampo con Milinkovic-Savic, cioè facciamolo allora in attacco a sto punto, ma per me la dirigenza sta facendo, a parte che sta aspettando le trattative perché Lukaku sembra che voglia venire a tutti i costi all'Inter, quindi Sì, anche la rabbia dicono che ha rifiutato. sicuramente l'Inter comunque ha un vantaggio in questo, perché sicuramente il Chelsea magari può diminuire un attimo Sì, anche perché la vedendo cifra la per farlo stagione venire anche, può diminuire, quindi questo va sempre, è un nostro vantaggio, per la carità. Però dall'altra parte c'è anche un'attesa dell'Inter che secondo me si sta guardando attorno e sta cercando di capire dove spendere bene quei soldi, perché secondo me un colpo forte lo vuole fare l'Inter, ma lo deve fare, ma come lo deve fare anche il Milan, Ma questo senza dubbio, come deve farlo sicuramente. anche il Milan, perché se quest'anno non Soprattutto là facciamo, davanti lo deve fare. se gli acquisti di quest'anno sono persone come Thuram, Sportiello del Milan, cioè tutti questi nomi, Loftus-Cheek, dal Chelsea, il centrocampista, sono questi, cioè Inter e Milan si devono mettere le mani nei capelli. Comunque abbiamo un messaggio: sono abbonato al Milan e ho rinnovato la tessera anche per l'anno prossimo. A proposito del belga, ad alcuni tifosi, quando si discute di De Ketelaere è venuto il dubbio che il suo ruolo nel Milan non ci sia. Che dite? Gianluca da Carugate, ex campione d'Italia. Ecco, sottolineiamo ex, giustamente. Grazie Gianluca per averci scritto, ed è quello di cui stava parlando. Sì, beh, allora voi siete ex. Esatto. Giusto. Ok. No, vabbè. Comunque in risposta, no, secondo me il ruolo di De Ketelaere nel Milan di quest'anno c'era nel 4-2-3-1, perché giocava dietro la punta, perché quello è il suo ruolo. COC giocava lui. Cioè, il FIFA. centrocampista offensivo giocava lui. Quindi il suo ruolo c'era, poi come abbiamo detto prima è stato poco utilizzato, magari utilizzato male. Poi secondo me c'è anche una cosa che nessuno si ricorda, che comunque è vero che come è arrivato ha fatto delle buone prestazioni col Bologna, 1, 2 massimo, però comunque era un giovane che arriva da un campionato che non c'entra niente, proprio niente con il campionato italiano. È stato anche sfigato perché comunque ha avuto delle partite dove poteva fare anche le cose più facili diventavano difficili, quindi per lui che a palo qualunque però cosa. l'hai pagato 30 milioni. Ho capito, ma perché? Quanto l'ho pagato Leao? Quanto l'ho pagato Tonali? Ho capito, no, ma io non sto dando la colpa al giocatore, ci mancherebbe altro che il giocatore ha una colpa. Ormai però il discorso è che è il solito, cioè se noi andiamo a prendere Kondogbia, per esempio, no? O anche, no, l'ultimo, scusatemi, Correa, che comunque tutto sommato giocava nel nostro stesso campionato, a Lazio non faceva così male, era un giocatore normalissimo, buono, così. Guarda che cosa sta facendo con l'Inter e questo è un conto. Però cavoli, per andare a prendere un giocatore così, dico, cioè, e spendere così tanto, li abbiamo fatti anche noi gli errori, non è una critica, ci mancherebbe. Siamo il discorso che ti sto dicendo è che ormai lo sai com'è, ormai lo sappiamo tutti com'è il mercato, l'abbiamo detto 1000 volte. Non lo sappiamo. Ormai fai un anno buono, fai qualunque cosa, le squadre tentano comunque in ogni modo di venderti il giocatore, partono da 30-40 milioni e poi ci sono sempre i giornalisti che se appena una squadra compra uno anche sconosciuto che glielo vendono a 40 milioni, questo gioca trequartista, il nuovo Kakà, gioca terzino, minchia, il nuovo Cafù, ma non è vero, cioè sono cose che fanno i giornalisti per mettere pressione addosso alla società che deve dimostrare che il colpo è valido, al giocatore che poi farà fatica, e quindi sono cose inutili. Sì, e aggiungo che anche noi tifosi comunque siamo un po' impazienti, nel senso, perché vogliamo subito il risultato. Cioè, De Ketelaere è arrivato, mi deve fare 15 gol e 10 assist, fenomeno, se no non mi va bene, cioè, capito? Poi ripeto, ha fatto male quest'anno, sono il primo a dirlo, vediamo l'anno prossimo, gli diamo un altro anno, se fa male anche l'anno prossimo ti accompagna alla porta. Si è visto anche con Teo e Leao, che magari Teo no, però Leao il primo anno non ha fatto benissimo, anzi fino a metà dell'anno scorso. E poi tra l'altro c'è una roba anche da dire su De Ketelaere, che comunque l'anno scorso quando partiva la titolare, a parte la partita col Bologna, la maggior parte era contro squadre magari inferiori
e Pioli rivoluzionava la squadra ogni volta. Quindi non è neanche facile, secondo me. Cioè, tu stai giocando praticamente, adesso è brutto da dire, ma con la squadra più debole. Quindi non è che, non so come dire, non è che ti mette con il Giroud super in forma, il Leao, il Hernandez, Tonali, Benasser, eccetera, che dici, qui c'hai tutti i campioni, perché comunque sono campioni, devi dare. Cioè, stai giocando magari con Origi di quest'anno, Rebic sul fianco, Bakayoko, cioè è ovvio che, cioè, ovvio no. Di Franco. Però se non, meglio, fidati di se non sei un campione, se non sei cacà veramente, non è facile neanche risultare. Io aggiungo solo che sono d'accordo con Marco che comunque poi saremo noi i primi a dire, se anche con te l'ho detto prima, che se ha fatto male quest'anno e se farà male, io non sono convinto che veramente verrà fuori un giocatore importante, che verrà fuori un top player. Semplicemente, visto quello che le esperienze passate con Leao, con Tonali, quelli che abbiamo citato prima, voglio aspettare. Poi se sarà ancora male ancora l'anno prossimo o finché rimarrà farà sempre male, lo diremo, non è che dobbiamo star qua a dire cose sbagliate o cose false. Sì, ma è inutile che mi guardi con quello sguardo lì, perché a me non me ne frega assolutamente niente se fa male ma da non voi, ti guardo male, non me ne Anzi, frega sono niente. solo che contento, no? A me non mi interessa, ma come no? spero anch'io Io quello Lukaku, che ho ma so detto già che non sarà così. ho aperto dicendo solamente che secondo me c'è un'esagerazione da parte dei giornalisti in parte, e poi sicuramente c'è una verità. Però questi giocatori qui, per esempio, io veramente con Correa, quest'anno, secondo me, fossi società Inter, peccato che non lo sia, dovrebbe essere l'ultimo anno di Correa. Se poi in tal caso così, ma piuttosto io pago per farlo andare fuori dalle palle, ma uno così, ma veramente, ragazzi, perché io voglio bene anche Gagliardini, in parte, no? Io cioè, nel senso, no, dico, voglio più bene a Gagliardini che a Correa, io ti dico la verità. Sì. No, perché a me Correa, come mi fa incazzare Correa, ragazzi, a me non mi fa incazzare esiste nessuno, giocatore al mondo che fa più incazzare te Ugo dai, di Correa. Fede, Correa non sa fare neanche un Calma. contrasto, dai, cavolo. Perché invece È un Gagliardini, pirla. No, ma è un pirla, che si mangia il gol davanti alla porta scudetto, quello è... Sono d'accordo che è un brodo allucinante, senza offesa, caro. No, Però, no, con offesa, devi... No, non si può dire. No, non si può dire. Però abbi pazienza. Io vedere Correa in campo, scusami Joachim, scusami Tucu, a volte mi fai davvero arrabbiare. Mi fai davvero arrabbiare. Marco. Comunque, cos'è? No, questo riguarda un'altra cosa, il MES, vabbè. Non riguarda, scusate, pensavo fosse un messaggio, invece riguarda alla politica. Comunque, abbi pazienza, io Correa purtroppo non riesco a vederlo, io pagherei per mandarlo via. Beh, non si può se fare. te lo vuoi tenere, no, tienitelo, allora. Per me, cioè, potrebbe ribaltarsi in macchina anche domani, che non me ne frega niente. Dai, no, così no. È povero potrebbe puoi andare al Milan, per esempio. Potresti andare al Milan, che sarei solo che felice, però non mi interessa. Sicuramente se va al Milan 15 gol a stagione. Ma perché non può veramente diventare il nuovo uomo spogliatoio dell'Inter, un po' tipo Ranocchia, che rimane lì? Ma lo è già, fa le grigliate. Cioè, vi rendete conto che Gagliardini e Correa hanno giocato la Champions, hanno giocato fasi importantissime? La semifinale Gagliardini la semifinale. si è mangiato pure il gol. Infatti me lo ricordo molto bene. Cosa vuoi? Così, no? Però io me l'aspettavo questo, che tu odiavi di più Gagliardini, me lo sentivo. No, perché veramente... No, più che altro anche per le dichiarazioni. Cioè, Gagliardini che mi viene a dire... Ma io sto parlando tecnicamente. No, tecnicamente, vabbè, però no, è meglio come centrocampista Gagliardini. Secondo me no, perché veramente, almeno Correa, per quanto faccia cagare, un minimo di tener palla la sa tenere. Un minimo di tener palla. Fa cagare Correa, però un minimo sempre, ma è quello di cui così non sa correre. No? Non sa correre. Gagliardini è un Playmobil. È meglio di Correa nel suo ruolo. Cioè, se io dovessi scegliere, dai via. Con Dobbiami tengo. Con Dobbiami tengo. Però, cioè, se stiamo parlando, tieni Gagliardini nel suo ruolo e Correa nel suo... Io do via Correa, ma sì, ma la differenza è che Correa almeno in nazionale ci è arrivato, cioè poi si è fatto male anche lei, però quello è un altro discorso. Però ci è arrivato Gagliardini. Ma come ci è arrivato? Mancini, è arrivato anche in finale di Champions, se vogliamo. Sì, però in nazionale ti devono convocare. Lui in nazionale è stato convocato. Gagliardini, Mancini ha detto: ascoltami, io ti convoco se stai a casa sul tuo divano e guardi la partita. Cioè Gagliardini ha avuto anche il coraggio di uscirsene dicendo
non mi trovo bene perché il minutaggio non mi fa bene perché io sono un giocatore, ma a livello di cosa? Cioè, che livello sei? Se giochi in eccellenza, probabilmente sei panchinaro anche lì. Cioè, per quanto fai schifo, neanche al Cervia di Ciccio Graziani potresti giocare, Gagliardini. Ma neanche puoi venire neanche a casa mia, a casa tua a giocare a FIFA. Per quanto mi riguarda, cioè, Neanche con no, noi non a si può dire. calcetto. Neanche a calcetto con noi, che è un livello di una certa importanza comunque. Neanche al fantacalcio ti vogliamo, cioè, vattene via. Domanda, se dovete scegliere, visto che un nome era Gagliardini, anche che era Al uscito, Milan. Correa o Gagliardini? Siete obbligati, Correa o Guarda, c'ho Gagliardini? già Bakayoko e Origi, va bene così, sono a posto. uno dei due per forza, Correa o Gagliardini, seriamente. No, io se devo scegliere prendo Correa, Sono d'accordo. ma per quello che ho visto alla Lazio, non Perché per quello che ho visto. Cioè, Gagliardini Gagliardini ha proprio sempre fatto schifo dove va, ovunque. da dove è proprio una Correa- carriera così Gagliardini. Correa alla Lazio qualcosa di buono ha fatto, no? Adesso Gagliardini tu ce lo Poi vedi, all'Inter sta facendo tu ci ridere, vedi però- Gagliardini davanti alla difesa da noi, cioè che già comunque Sì, va bene, non ci arriviamo da interessa. Bakayoko, ma stai Comunque, zitto, va. Hai detto una cazzata e basta. Comunque, cari radioascoltatori, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà e ci ritroviamo subito alla legge del gol. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
E rieccoci cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati qui alla Legge del Gol, come sempre 02 92 94 72 22 se volete intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Allora adesso parlavamo un pochino, poi vi promettiamo che ricominciamo subito con le notizie di calciomercato, parlavamo un pochino in pubblicità e non si è ancora capito bene, diciamo, il futuro della legge del gol. Questo è una cosa chiara. Non si capisce se ci risaremo di nuovo a settembre, se non ci saremo più. No, ovviamente, no, non in quel senso, a parte Fede Pontillo, però... Mi hai allungato la vita, grazie. Non ti preoccupare quando vuoi. No, però forse la legge del gol può darsi anche un forse, ci potrebbe non essere più. Quindi io personalmente mi sento in dovere di dire innanzitutto grazie a Fede Pontillo, a Roby Di Franco e anche a Marco Minerva per questa bellissima avventura. È stata una bellissima avventura che è iniziata ormai 2 anni fa, forse anche addirittura qualcosa in più, forse, comincia a essere, perché questa qua sarebbe la terza estate della legge del gol, quindi qualcosina in più sicuramente. Dai, diciamo che poi non gliene frega un cavolo a nessuno, però nel senso come è nata questa idea? Questa idea qua è nata su una panchina a no, sto scherzando. No, questa no, però più o meno, è nata in non una è proprio panchina del tutto falso. non a Quartoggiaro, però vicino a Piazzale Damiano Chiesa, Milano, zona Sempiona Milano, perché siamo sempre stati appassionati di sport. All'epoca eravamo solamente io, Fede Pontillo e Roby Di Franco. Eravamo tutte e tre appassionati di sport, soprattutto loro due, inizialmente perché sono sempre stati due grandi tifosi, perché sono sempre andati allo stadio, non si sono mai persi una partita. Io avevo già fatto un digiuno perché mi incazzavo troppo spesso a guardare l'Inter, perché è una sofferenza unica, lo è ancora oggi, però ho promesso che non mi sarei mai più staccato. Nel frattempo ci sono stati un po' di casting sul quarto, abbiamo fatto un po' di prove. Abbiamo fatto un po' di casting privati anche, cioè dove è venuto uno con i borchioni che ha baciato Roberto Di Franco. No, ma è una donna. L'unica volta che sono venute delle donne in questo studio sono state le nostre fidanzate. E basta, cioè è una cosa assurda. No, dicevo, io mi ricordo ancora quella volta che abbiamo fatto colloquio con lo stranotizio, ha baciato Roberto Di Franco, sì, no? Sì, con la camicia a fiori, esatto, aveva la camicia a fiori. Questo lo dicono solo perché l'ha fatto perché con siamo loro e non con me. Va bene, siamo invidiosi. Siamo invidiosi. Ma va, l'hanno fatto con voi, non con me. Siamo invidiosi, Roby, hai ragione, siamo invidiosi. No, però a parte gli scherzi, è nata veramente su una panchina questa idea qui. Abbiamo proposto un progetto al nostro direttore Giulio Cainarca, che ringraziamo e salutiamo, e così è nato il tutto. Abbiamo iniziato inizialmente con dei format particolari che non abbiamo più portato da un po' di tempo. Avevamo portato il calcio storia, cioè ogni volta, inizialmente in ogni puntata portavamo una storia di un calciatore, di un allenatore. Abbiamo fatto anche dei report interessanti sugli stadi, e come diceva Federico abbiamo fatto un pochino di casting, perché noi tre siamo sempre stati fissi, però sono passati un paio di ragazzi prima dell'arrivo, della giunta di Marco Minerva, e una volta c'era il buon Leonardo, che salutiamo e ringraziamo ovviamente, e poi è venuto qualche volta un altro ragazzo che si chiamava Filippo Crotti. Non c'è più adesso. No, c'è ancora il buon Filippo Crotti, salutiamo, abbracciamo come sempre. Riposa in pace, Filippo. No, ancora vivo, non era per menarti sfiga, Filo, stai tranquillo. Altro grandissimo cuore rossonero. E poi è arrivato il più rossonero di tutti, il buon Marco Minerva, qui con noi. Quant'è che hai fatto con noi, Marco? 3 mesi, 4 mesi? 5 mesi? Eh sì, perché è da tanto. Di più forse anche. Manca lo Juventino però. Ma ecco, una cosa che è sempre mancata, la legge del gol, ma parlo anche a livello ne di avevamo ascolti, uno, poi voi non avete voluto farlo venire. Chi era? Un nostro amico juventino. Hai ragione. No, perché lui si definisce, ciao caro Alex, era un tifoso juventino e non solo, anche un allenatore di alto livello. Si definisce, si è sempre definito Alex Freddy, che salutiamo ovviamente, si è sempre definito non più un tifoso juventino, ma uno che guarda come spettatore tutto il calcio italiano. È uno che guarda con l'occhio dell'allenatore. È un buon intenditore, no? È un buon intenditore, però
mi sarebbe piaciuto avere qui sul nostro spazio il buon Alex Freddi una volta, sentire su tattiche di gioco. E non è detto che se tornerà non verrà una volta ospite. Magari ve lo portiamo il buon Alessio Freddi, che salutiamo, abbracciamo come sempre, che ciao Alex. Però quindi un'avventura che è durata 2 anni, quindi il mio grazie va ai miei, come dico sempre all'inizio di ogni puntata, ai miei compagni d'avventure. Io vi ringrazio e ringrazio, e questo penso da parte nostra, anche tutti i radioascoltatori che ci hanno ascoltato, che sono intervenuti, anche colui che insultava Marco Minerva, che non si è mai capito chi fosse, no? No, però sono intervenuti nel tempo, siete intervenuti, vi ringraziamo per tutto il supporto. Poi sappiamo che non tutti chiamano, ma non perché non ci siete, ci ascoltano magari 3 persone in croce, ma perché non c'hanno tempo, magari c'è qualcuno che si fa qualche problema in più nell'alzare la cornetta o addirittura scrivere un messaggio. Quindi un grazie va anche a tutti voi, lascio a voi la parola. Aggiungerei soltanto una cosa: ringraziamo il condottiero che ci ha portato a questo programma alla fine, perché gran parte di tutto questo è di Matteo, quindi penso di parlare a nome di tutti. Grazie anche a Matteo. Grazie Roberto. Ma io vi dico prego per avermi ringraziato. No, scherzo. Mi hai ringraziato prima, quindi no, ma questa qua era una cosa per dirti che io adesso dicevo no, a settembre iniziamo, però non ci sarà più uno di noi. Fede Pontino, certo, ci saluta, cari radioascoltatori. Certo, io vado a 105, mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di portarvi, ma ho detto di no, quindi vado da solo. Ecco, allora vacci. Che dire, c'è da ringraziare ovviamente anche la regia che ci ha sempre supportato nelle nostre cavolate. Ringraziare Matteo penso sia doveroso, perché ovviamente è lui che ha fatto sì che questo sogno si realizzasse. Un grazie a Roberto, che non mi ha ancora fatto vedere come si fa il ragù, perché lui non me lo vuole far vedere. Grazie anche a te, anche se non me l'hai ancora insegnato, avevi promesso le lezioni. A Marco, che comunque ha voluto partecipare a questa nostra avventura. E poi io ringrazierei anche, oltre a quello che insultava Marco, che ti prego, se è l'ultima puntata chiama e insultalo, perché non so se avrai altre occasioni. Sì, esatto, chiamami che ti saluto almeno. Ma poi vorrei ringraziare anche un nostro fedele ascoltatore, che voi vi siete dimenticati, il nostro mitico Alessandro da Bologna, che a parte dire che il Bologna ha battuto l'Inter, no scherzo, grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno scritto, quelli che ci hanno seguito, grazie mille, esatto, perché è doveroso. E lascio la parola a Matteo. No, lascio la parola adesso a Marco. Adesso stiamo facendo... Sì, io mi accodo a tutto quello che avete detto voi. Io ringrazio voi 3 per avermi chiamato comunque, per avermi fatto entrare con voi in questa avventura, chiamiamolo così, in questo percorso. Alla fine trascorrevamo un'ora insieme del nostro giovedì sera a parlare di calcio, che è quello che ci piace fare, a scherzare, che è quello che serve anche in questo periodo qua, dato che comunque la gente ha tanti problemi lavorativi, di salute, eccetera. Magari ascoltandoci pensavano un po' meno ai problemi che avevano in quell'ora. E niente, speriamo di rivederci a settembre poi. Speriamo di rivederci a settembre e speriamo che in qualche modo ritorni anche la legge del gol. Un programma comunque che, come hai detto tu Marco, era un programma che in questa radio spezzava perché l'argomento principale, ovviamente tutti i radioascoltatori lo sanno, è la politica nazionale, politica internazionale. Poi certo ci sono tantissimi altri programmi che non trattano di politica ma altri argomenti, però era l'unico programma, fino a qualche tempo fa ce n'era anche un altro, però era l'unico programma che parlava di sport e parlava, secondo me, dello sport più bello del mondo, che è il calcio. E essendo l'Italia uno dei paesi che ha tantissimi tifosi, che tutti hanno una fede calcistica, a cui tantissime persone interessa, secondo me, come hai detto tu Marco, era un bel momento, oltre che per noi, ma anche veramente per chi ci ascoltava. Era proprio una pausa, era farsi un 2 risate, anche perché noi spesso e volentieri facevamo anche un po' i cosiddetti, scusate il francesismo, i cazzoni, tra virgolette, però era anche un momento in cui si commentavano partite, in cui si cercava di fare delle analisi tecniche. Poi nessuno di noi è un professionista, esperto vero e proprio del settore, però è quello che cerchiamo di portare come contenuto, di cercare delle nostre opinioni più tecniche possibili. Certamente c'è sempre stato il tifo, che
sicuramente influenzava anche le nostre visioni. Abbiamo sempre cercato tutti noi di essere i più oggettivi possibili, però sicuramente qualche volta il tifo di mezzo c'è stato. Però abbiamo anche dato, come ho detto prima, storia, abbiamo ricordato tantissimi avvenimenti avvenuti nel calcio, tantissimi uomini che hanno fatto la storia di questo grandissimo sport, e abbiam parlato anche di tantissimi stadi. Abbiamo trattato tantissimi argomenti, tantissime notizie che erano importanti da affrontare. Quindi adesso riprendiamo ovviamente la scaletta della legge del gol. Vi ringraziamo di cuore a tutti voi, ringrazio nuovamente la troupe qui, la banda dei 4 moschettieri qui per aver contribuito a rendere la legge del gol comunque un bellissimo programma, perché senza di voi non lo sarebbe stato. E quindi un grazie di nuovo e riprendiamo a parlare di calciomercato. Correa io non lo posso No, vedere aspetta, comunque. una cosa prima, una parentesi prima che si concluda la puntata, che bisogna toccare perché è un gran colpo al cuore mio e di Marco per tutti i tifosi milanisti. Sono stati 2 addii di cui ci dispiace tantissimo, ma proprio non sapremo poi come fare dall'anno prossimo senza, tra cui Tatarusanu, che comunque il suo lo faceva, e Bakayoko soprattutto, che è un giocatore che io amavo, che come te Correa, finalmente ci siamo levati dalle balle, meno male, perché non se ne poteva più. Poi vabbè, adesso gli acquisti sul Milan, a parte Romero abbiamo già parlato, è tornato Colombo, che comunque è un giovane di prospettiva, a Lecce ha fatto qualcosina, c'è poco da fare. Sportiello, magari speriamo di aver finalmente un secondo portiere valido, spero. Secondo me del Milan 2 cessioni, una cessione, vabbè, l'addio di Zlatan, che più che altro era diventato un simbolo ormai, più che però un uomo spogliatoio che era utile comunque, ma al di là di quello è Brahim Diaz. Perché comunque Brahim Diaz è vero che non è esploso, perché questo c'è da dirlo nel Milan, perché non è che era ha fatto chissà quanti gol o assist, così. Però è un giocatore che mi è sempre piaciuto, era molto altalenante, però è un giocatore che mi è sempre piaciuto, perché quando si metteva che faceva le giocate era molto pericoloso, e quindi infatti comunque il Real Madrid se l'è ripreso, e un motivo c'è se l'è ripreso, poi adesso vedremo, magari lo vende, sicuramente lo venderà magari, perché se guardiamo la rosa e la panchina del Real Madrid c'è da mettersi le mani nei capelli, però non lo so, c'è un motivo per cui l'ha preso, poi magari sono solamente Io ti soldi. dico che magari è una cavolata per altri tifosi così, però a me un pochino, anche se l'abbiamo visto poco e tutto, per quel poco che l'ho visto un pochino, ma non da come titolare, come alternativa, mi dispiace anche che sia tornato al Wolfsburg anche Vranks, perché per quel poco che ho visto come alternativa poteva essere anche un buon giocatore. Ah, guarda, io ti dico che Brahim Diaz, cioè, per come vedo io il calcio, per come piace a me il calcio, è un giocatore che nella rosa del Milan ci poteva anche stare, ma non come titolare, perché era uno di quei giocatori che ti faceva bene una partita, 2 partite, poi spariva per 10. Altalenante. Sì, però tanto altalenante, non uno che ti faceva bene 20 partite, poi ne sbagliava È un po' 4 il problema e che te ne faceva bene 10, poi te ne sbagliava 5, cioè te ne faceva bene una e ne sbagliava 7. È un po' il problema che si diceva di Leao ai primi tempi, che era veramente poco continuo. Sì, però Brahim Diaz alla fine è stato 3 anni al Milan. Uno pensa che sia stato poco, ma è stato 3 anni. E in 3 anni il problema che ha dimostrato è sempre stato quello. Quindi alla fine sì, mi dispiace che è andato via, perché nella rosa ci poteva stare, però non mi strappo i capelli, diciamo così. Ma invece volevo chiedere ai 2 interisti qua, che adesso questa qui è una cavolata che mettono, secondo me. Questo vedo negli obiettivi del Milan, ma se ne è parlato in questi giorni, Lukaku. Ma cosa pensate di questa situazione? Non succede, perché non ci credo mai. No, ma allora io in verità dico una cosa. Partiamo dal personaggio. Allora, dal giocatore. Secondo me non è una cosa così impossibile. Perché? Perché se l'Inter sta temporeggiando, come abbiam detto prima, lo sta facendo per un motivo economico, per cercare di prendersi Lukaku a un pochino meno, okay, va bene, ma anche perché secondo me si sta guardando attorno e vuole puntare su un qualcosa di pesante. Poi il problema è che io so già che non punteremo su qualcosa di pesante, quindi forse era meglio prender Lukaku, come dicevamo prima, però potrebbe esser questa la strada. Ma conoscendo Lukaku però, per com'è, se il Milan offrisse tot, perché l'Inter non è interessato e sceglie quella strada di cui parlavo, secondo me non è così impossibile che Lukaku vada al Milan. Però il Milan
deve ovviamente, col discorso stipendio, deve essere pronto ad alzare un po' l'asticella con lo stipendio. Però se il Milan fa, perché comunque è un buon investimento Lukaku per il Milan, perché è un buon investimento, sarebbe, come lo è anche per l'Inter, poi l'abbiamo detto è un 90-10 punto di domanda, e per me lo potrebbe fare, ma lo dico subito perché lui era quello che ha detto c'è solo l'Inter, la solite cose, la squadra che tenevo fin da bambino, ha baciato lo stemma e non ci ha pensato 2 volte ad andare al Chelsea. È l'uomo che è ritornato indietro piangendo, chiedendo scusa, e questo sicuramente da tifoso lo apprezzo molto, ma era anche l'unica cosa che poteva fare comunque, perché con che faccia ritorni così, anche perché lui il motivo per cui vuole rimanere all'Inter è per 2 motivi: un motivo tecnico, perché si è reso conto che sicuramente può combinare più a livello di gol, assist di più in Serie A rispetto alla Premier; secondo, anche il calore del club Inter, che non è lo stesso calore del club Chelsea, che lì funziona comunque, c'è tutt'altra un'altra mentalità, e qui comunque non è uno dei tanti. Qui Lukaku, fino a che non se ne andasse, era trattato davvero come il re. Cioè, quando abbiamo vinto lo scudetto è stato fatto un murales della Madonna ed era l'idolo di tutti i tifosi interisti. Quindi, primo questo. Però, se l'Inter prende un'altra strada, io da uno come Lukaku personalmente me lo aspetto. L'unica cosa che potrebbe non andare al Milan sicuramente è il discorso stipendio, è il discorso soldi, che il Milan sappiamo che fa ha altre logiche. Però non è impossibile, secondo me, un Lukaku al Milan, che me lo vedo con la maglietta del Milan, non è che dico, perché ho sentito qualche giornalista, Federico, dire no, ma lui in un'intervista ha detto io non andrò mai né alla Juve al Milan. Quelle parole lì non valgono niente. Quelle parole lì non valgono assolutamente niente. Io ce lo vedo. L'unico ostacolo che non vada al Milan è quello che ho detto. Sì, sono d'accordo completamente con te. Le parole non stanno a zero, cioè nel senso, non è che se uno dice amo una squadra ci rimane, anche perché si è visto anche quest'anno, per esempio, da loro Tonali e Lukaku stesso all'Inter, quindi è tornato indietro nella sua scelta perché là non ha fatto bene, non ha brillato al Chelsea, quindi è tornato qua, perché se avesse fatto la stagione stessa all'Inter al Chelsea, secondo me sarebbe ancora lì. Non lo vedo difficile, cioè no, lo vedo difficile al Milan, ma non impossibile. È diverso, cioè sicuramente la squadra che predilige in Italia è l'Inter, però se l'Inter dovesse cambiare strategia, bisogna vedere più che altro quanto il Milan sia interessato magari di investire su un giocatore che ha magari non è giovane come sta facendo adesso il Milan, e con un certo tipo di stipendio, magari con un certo tipo di gioco, che lo vedo molto differente rispetto. Però non è impossibile. Questo sicuramente non è impossibile nel 2023, vedendo quello che sta succedendo. Adesso io ho letto che comunque il Chelsea all'inizio non voleva prestiti, ma voleva proprio acquisto. Adesso forse ha aperto a un prestito, però con l'obbligo di riscatto, e l'Inter si sta muovendo per un prestito con obbligo di riscatto, anche perché io ricordo che il Chelsea, vuoi o non vuoi, comunque non si è qualificato in Champions, non si è qualificato in Europa League, ma forse in Conference, se non sbaglio, o forse neanche lì, tra virgolette, mi sa che neanche in Conference League. Il Chelsea ha speso 300 milioni di sterline solo nel mercato di gennaio, tipo una cifra del genere, e deve anche rientrare, quindi comunque se non sfoltisce la rosa, se non inizia a vendere e quant'altro, comunque si trova dei giocatori là che sì, i soldi ce li ha, per carità, però non sei nelle coppe, non sei da nessuna parte e fai fatica. Qualcosa in uscita penso che obbligatoriamente dovrà fare. Adesso va bene che il fair play finanziario vale solo in Italia, però una squadra che è arrivata 12ª in Premier League, ha speso solo l'anno scorso tra gennaio ed estate 600 milioni, dovrà fare qualcosa in uscita. Ci credo che apra il prestito, perché se no non te lo compra nessuno, tu devi rientrare di 100 che ne hai spesi, cioè dovrai fare qualcosa, visto che poi oltre ai 100 che hai speso non hai recuperato quasi niente, ne hai spesi altri 600 in due sessioni estive e invernale. No, allora, è vero che nel calcio ormai usare la parola impossibile non è più possibile, diciamo così, scusate il gioco di parole, però l'operazione Lukaku Milan io la vedo infattibile, diciamo così, sì, per il motivo che avete detto semplicemente voi, il problema degli ingaggi. Il Milan, il giocatore più pagato del Milan è Leao, che prende 6 milioni, coi bonus forse arriva a 7, quindi 6 milioni. Lukaku all'Inter ne prendeva 10, se mi ricordo bene, al Chelsea ne prendeva 12, 13, 14, quanti ne prende? Comunque lui per venire al Milan ne vorrà 9, 10, secondo me, 8,
facciamo dagli 8 ai 10, e giustamente poi ti viene a bussare Leao e ti dice ascoltami, Teo Hernandez, Magnan, e cioè poi hai la fila dietro, perché scusa, fai tutta una campagna che tu non vuoi alzare gli stipendi di qua di là, vuoi tutti i giocatori giovani, prendi uno di 30 anni, gli dai 10 milioni e il tuo più forte che è Leao è giovane, gliene dai 5, c'è qualcosa che non va. Certo. Quindi secondo me solo per questo motivo è infattibile. Sì, sì. Ma io vi dirò anche una cosa, perché nessuno prende in considerazione anche questo. E se lui si riduce lo stipendio, perché ragazzi, se l'Inter non lo vuole perché è su un'altra bravo. strada, io voglio vedere l'altro club. È vero che lo trovi, perché non è che stiamo parlando di, per la carità, di un esatto, no, di un, O di di un giocatore Gagliardini. che uno dice proprio così. Però ragazzi, io non ho visto altre offerte per Lukaku, È quello, io volevo dire questo, capito? infatti. Quindi secondo me, se lui viene messo alla strette. canna del gas, cioè il discorso stipendio non è così improbabile che dica lo faccio diminuire, sto alle condizioni del Milan, capito? Quindi io Posso dire una cosa, però adesso noi stiamo ragionando su questa cosa qui, ma vi ricordo anche che, e questa è una notizia che è venuta fuori, nessuno né da una parte né dall'altra ha confermato che ci sono stati contatti né del Milan e né dell'entourage di Lukaku, tra Lukaku e il Milan. Infatti io mi ricordo che si parlava di una pista Frattesi-Milan, se ne è uscito Carnevali, che è il direttore sportivo del Sassuolo, dicendo io il Milan non l'ho mai incontrato. Quindi tante volte secondo me sono anche i giornalisti che buttano, come dicevo settimana scorsa, che buttano notizie a caso, quello che gli passa, poi magari ci sono stati e noi non lo sappiamo. Però io sinceramente, come anche quando sentivo Icardi eccetera, Icardi magari lo accostavano al Milan perché Van Danara, per fare un dispetto all'Inter, comprava la maglia dei figli ai figli di Icardi, li faceva mettere la maglia del Milan. Io ho sentito settimana scorsa c'era fuori Icardi, forse Milan eccetera, lui ha messo la storia dell'Inter. In finale di Champions lui ha messo una storia dicendo 5 anni fa vi portavo in finale di Champions, adesso vi portavo in Champions League, adesso siete in finale, ragazzi sono felice, sono con voi eccetera. Quindi ha mostrato, diciamo, il suo lato umano interista. Cioè bisogna anche stare attenti a quello che si legge dai giornali. Comunque siamo arrivati alla fine della legge del gol, speriamo non nel vero senso della parola. Mi mancherà dirlo, speriamo di dirlo. Grazie mille al buon Roby Di Franco. Grazie a te, buona serata a tutti. Al buon Fede Pontillo. Grazie Matteo Furian e buona serata a tutti. E al buon Marco Minerva. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a voi per come sempre ci ascoltate e ci sostenete. Buona serata. Avete ascoltato